Bella raga, ciao a tutti dal comandone veneziano. Allora oggi andiamo a vedere due console e ci sarà diciamo un vintage ma non troppo, perché andremo a vedere l'Xbox Classic e l'Xbox 360. Adesso vi spiego perché le voglio fare insieme, perché è una cosa un po' curiosa. Allora io direi di partire mostrando, vabbè, la 360, abbiamo sia lo scatolotto, eccolo qua, bello, beffardo, eccoci qua, scatolotto 360, non ho rimesso dentro la console perché mi sembrava un po' una cazzata, eccola qua. Xbox 360, la Slim, avevo anche la bianca, ma mi è partita diverse volte e ho preso questa, non ho più ripreso l'altra, perché se comincio a prendere anche le varie varianti, la povertà dilaga. Bene, e poi abbiamo invece, purtroppo sulla scatola non ufficiale, non riesco a trovare in nessun modo, c'è la console con la scatola ma costa cifre mostruose e sinceramente ho capito tutto, ho capito collezionare ma neanche proprio buttare via i soldi, 400 euro per un Xbox Classic solo perché la scatola mi sembra un'enormità. Se qualcuno ha la scatola vuota e non sa che farsene, me la compro io volentieri, a cifre umane però. Ok, andiamo, tiriamo fuori l'Xbox Classic, che invece mi è sempre piaciuta tantissimo a livello estetico, non credetemi il perché, eccola qua. E qua abbiamo la Classic. Mostriamo entrambe le console, primo perché mi andava di fare questa cosa diversa, secondo perché c'è sto cacchio di gioco, ecco, Outrun 2, che sulla Classic mi dà problemi di bug, si blocca il disco, mentre sulla 360 va perfettamente. Allora a questo punto lo proviamo sulla 360, insieme al primo gioco preso per Xbox 360, che quando ce l'avevo per Play 2 ho detto ma cazzo, ma che aggiornamento hanno fatto? E allora me la sono presa con un mondiale a noi caro, Germania 2006, quindi ci guardiamo questi due per Xbox 360 barra Classic, e invece per l'Xbox Classic non portiamo il solito halo, diciamo che comunque porteremo il buon halo, ma andiamo di Star Wars Episodio 3, La vendetta dei Sith e Dalla Russia con amore, gioco meraviglioso a mio parere. Quindi questi saranno i 4 giochi che portiamo oggi. E si gode raga, si gode a cannone. Raga, andiamo a prendere i ferri del mestiere. Eccoci qua. Allora, qualche cavo ce l'abbiamo. Allora, 360. Eccoci qua, tutto ben organizzato, perché sennò è impossibile. E una 360, la Classic è dall'altra parte. Dov'è la Classic? Mega Drive, Xbox Classic, quindi Classic 360. E qua lasciamo gli altri filetti. Ok, andiamo qua, così cerchiamo di mettere i più pesanti sotto e ci siamo. Buono, cominciamo a preparare le postazioni. Ok raga, qua abbiamo le console tutte insieme e adesso prepariamo le due postazioni. Postazione diciamo vintage retro per la Classic e postazione invece non proprio vintage per la 360, perché dove c'è la presa HD ovviamente andiamo sul televisore grande. Qua abbiamo il diffusore, che adesso però dobbiamo spegnere. Alexa, spegni Essenza. Ok. E si gode ragazzi. Ragazzi andiamo, cominciamo con la Classic. Ecco, c'è da dire che questa che ho preso è l'unica che ha una specie di modifiche che non conosco perché non ho mai avuto niente con le modifiche, è una roba che odio e quindi c'è questa modifica, boh. Non chiedetemi però di più perché non ne so niente al riguardo. Io ripeto, le ho sempre odiate le modifiche, però questa è l'unica che ce l'ha, diciamo, e quella dovrebbe essere questo, diciamo, la schermata principale, ecco. Boh, adesso direi di partire con il gioco. Andiamo raga, Star Wars Episodio 3, La vendetta dei Sith. Adesso vediamo come si vede anche, che sia tutto regolare, tutto regolare. Avviamo il disco, dopo veramente non capisco perché Outrun cioè, mi dà bug sulla classica. Io ero convinto che fosse difettato, ma era nuovo il gioco, l'ho trovato nuovo, boh, non lo so. Non chiedetemi il per cui. Ok. E andiamo con la classica.
Occhio sempre ai copyright. Vediamo se mi ha salvato il porco, perché non avevo cominciato il gioco. Ecco, c'è un Alienware più a destra e in realtà è perché sto anche installando dei giochi retro sul PC, diciamo retro ormai perché è del 2000 e passa, quindi porterò anche giochi PC retro. Ho paura dei copyright perché sono Star Wars. Io avevo salvato, porca miseria. Vabbè raga, per sicurezza aspetto e chiudo perché non vorrei avere il copyright. Eccoci qua raga, eccoci qua. Ma non posso, come si dice, skippare sta scena. Però io avevo salvato ma non mi ha salvato, perfetto. Ok. Questa è la parte del film. Ok, ci dovremmo essere. Vai. Allora. Vediamo come si vede. Zoomiamo un po' magari. Tanto il cancelliere è uno stronzo, quindi può aspettare. Vai, premi X e A. Vai Anakin, bellissimo sto gioco. Che vorrei avere il tempo di giocarmeli tutti, cazzo. Se penso che hanno criticato la trilogia prequel, pensiamo alla sequel. Per eseguire una spinta. Però e crepate stronzi. Boh, si vede? Proprio sta abbassando un po'. See if you can get those catwalks moving. That'll help. Tanica di Bacter. R2 needs some cover. Vai, vai. Use combination attacks against those super Ciao. battle droids. Tell me something I don't know. Ah, ok, perfetto. Bye for a while. Ok. Grande Anakin, quanto me lo godo. A posto. Obi, fammi ammazzare qualcuno però. Non posso ammazzare solo piccoli Padawan di 3 minuti, dai. Fa tutto lui, fa tutto lui. Boom! Hai la copertura che ti serve? Bel lavoro, good job, good job. E dopo faccio fare il blow job da Pablo, ma questa è un'altra storia ragazzi. Vai! We can't stay here fighting droids, Anakin. No backtracking now. E crepa. The Force is telling you something here. Così mi pare, no? E vai. È andato. We must use the Force to move this. Usiamo la forza, Beppe. Usare la forza per spostare. This debris is too heavy. I can't lift it alone. Su un'icona della forza premi D. I'm on it. Ok. Mamma mia ragazzi. Come usiamo la forza noi? Non la usa nessuno.
Pam, parapà, parapà. Your lightsaber can deflect their fire. Vai, vai, sti cazzo di droni. Still have a chance. We don't have time to play around here, Anakin. Ottimo. Scrap metal. Hurry. Ok. Still have a mission to complete. È veramente una figata, eh. R2, see what you can do about those shields. Vai, vai. Scusate, mi hanno suonato. Ok. No challenge at all. Aspetta che suonarmi in sti momenti, però. I'm ready for anything now. Hold on, I sense something. Grande. Dai, That did it. bravo Anakin. Oh, ancora sti droni. Anakin, I could use your help here. I'll take care of it. I hope you're having a good time. Bisogna ammazzare questi. È morto? No. Ok, ora penso di sì. Use the Force to jump from here. Force jump, Anakin. Ok. These droids don't quit. Watch those Madonna sides sta ferraglia. I can handle this. and stay down. I'll cover R2. You take those snipers out. One step ahead of you. Perfetto. Force jump, Anakin. No, mamma mia. Dai che sono Anakin Skywalker. It's over with. Ok. I need some assistance over here. Use the Force. La sto usando. R2, Relax. put those shields down. I sense a disturbance. Bravo, bravo R2. Il nostro fenomeno. Your lightsaber can deflect their fire. Stay down. Come stai giù? Li ammazzo tutti. Keep your guard up. Use combination attacks against those super battle droids. Bravo Ana. You can't No. beat me. Ok. Stiamo morendo però ragazzi. Non è una cosa bella. Ma spara. Ok. Ma quanti sono? Occhio. Ok, Nice work, R2. buono. Tutto regolare, tutto regolare. R2's done it. Guardalo, tutto fiero Anakin Skywalker. We can handle this, R2. You stay here with the ships. Caricamento. È proprio bello questo gioco, mi è sempre piaciuto tanto, cavolo, cioè avevo proprio piacere di portarlo. Ah ok, perfetto. Cosa ho fatto? Una merda insomma. Segreti. Ah che figata. Facciamo tutto un po'. Facciamo così. E ok. Ah, non abbiamo più niente. Tutte le combo ci sono, va bene.
Finito? Sì. Certo che la salvo. Vabbè, questo sono. E salviamo, raga. Quindi questo, ragazzi, è Star Wars episodio 3, la vendetta dei Sith. Facciamo un pezzettino anche di queste e poi andiamo dalla Russia con amore, che è un giocone bellissimo, a mio parere. Anche c'è un casino poi con Sean Connery, poi. Cioè. Oh, il generale. Hello there. Bell'uomo. Un uomo che fa della prestanza fisica una sua virtù. Cioè, uomo. Two Jedi have landed in the main hangar bay. Proprio come previsto dal Conte Dooku. Cosa? Molto bene, tutto regolare. Tutto regolare. Don't worry, Master. I'm not worried. This will be no problem. Did I say I was worried? This might be a problem. Perfetto. Warning, fuel breach in chamber 7. Activate containment doors. Perdita di carburante. Attention, please. Initiated. All right. Now I'm worried. Buono. Down from one batch Finiamo qua. to another. You say that like you're surprised. Ah, siamo Obi-Wan Kenobi adesso. Perfetto. E crepa. Perfetto. E niente, raga, questo è Star Wars La vendetta dei Sith, un gioco che consiglio se siete amanti della saga di Star Wars. E adesso 007. Ok, adesso mettiamo dalla Russia con amore. Ai ai ai. Chissà perché tanti andavano con le modifiche per avere i giochi, diciamo, non originali, una cosa che io veramente non ho mai capito, sinceramente. Per carità, non tutti hanno disponibilità e capisco, però boh, è una cosa che non mi ha mai sconfinferato, se così si può dire. Tagliamo e si gode. MGM Interactive, io sono un leggero appassionato di James Bond. Ragazzi, sapete che l'ultimo non conta, sono per i film di James Bond. Io non spoilerò niente, che secondo me sono passati, cioè, un anno dal film, che più, ma veramente è inaccettabile. Speriamo bene coi copycats, coi copyright, io canto sopra il copyright. Però io avevo salvato, vedi, questi giochi si salvano solo al primo checkpoint. È andato che è bello avanti. Vietato ai minori poter salvare su i giochi di una volta. Che poi sono una volta, non è che sia proprio retro sti giochi qua, dai. Guardalo. From Russia we love. Mentre queste parti non potevi saltarle, era vietato. Però gustiamocele, a sto punto ci sono, gustiamocele. Beh, solo uno che mi dirà così mi fa godere, però, Dai, oh. May I help you? A dry martini. Shaken, not stirred. Vabbè, ciao. Certainly. Vabbè, è fatto benissimo, ragazzi, Where is the girl? Elizabeth Stark, the Prime Minister's youngest daughter. Elizabeth Tony Stark. Ago, there might be another kidnapping attempt. She doesn't appear concerned. Why should she be? With 007 here to protect. 007. Attenzione. La Spectre è sempre in agguato. Vabbè, questo per me è il vestito di James Bond. Lo smoking, cioè,
completo con la giacca bianca e la rosa rossa è qualcosa che va al di là. I think it's just begun. W7. Dai che andiamo. Ok. Va bene. Si vede bene. Yes. Non possiamo fare dato perché dobbiamo fare più giochi, quindi questo è per un gioco che chiama 007, se non lo prende it's the crazy. W7. My name is Bond. James Bond. Salvo tutto. Ecco. Mocio. No. No. Ciao. Ragazzi, scusate, altre interruzioni, vi chiedo perdono. Adesso andiamo a vedere anche la 360, raga, perché sennò so cazzi. Ciao. Però era proprio fatto bene. Raggiungi il tetto. Ma questo è il mio compagno il mio compagno, però. Andiamo in lasciata. E niente ragazzi, questo è James Bond dalla Russia con ardore. Prendiamo poi i cosi. E niente ragazzi, adesso andiamo sulla 360, che abbiamo altri bei giochini da far vedere. E niente, Xbox Classic, che però devo capire perché a volte ho dei problemi con i CD, che in realtà sono molto strisciati, però non vorrei che ci fosse un problema con il lettore. Devo un attimo capire questa cosa. Ogni tanto fa le bizze, come si suol dire. Cazzo, non ho più munizioni. Vai. Ok raga, andiamo su Outrun 2. Aspetta un attimo. Sono una pippa però, tutto fatto così ragazzi, tutto molto spartano. E come andiamo soprattutto. Allora, alziamo un pochino. Ok. Vediamo una cosa. Ma porca miseria. Il bello della diretta, raga, il bello della diretta. Ok, modalità gioco attivato. Adesso andiamo a mettere il giochino. Ok. Chiudi il vano disco. Facciamo un cardio palma, che è veramente la modalità più bella in assoluto della di Outrun 2, veramente amo troppo quella modalità con poi la mitica biondone. Qua controlliamo che ci sia tutto, perché a volte mi salta con... ok. Qua siamo insomma su non proprio un vintage ragazzi, però il gioco sicuramente è un gioco non di primo pelo, ecco. Io l'ho provato su PC, qua lo vediamo su console. Ok. Rispettiamo sempre il codice della strada, ragazzi, anch'io che sono. Diciamo. Tempo alto.
Allora, non ho purtroppo la testa rossa, non è sbloccata, andiamo con ovviamente l'F50, cardiopalma con lo zoccolone, e questa è la mia canzone. La più bella di tutte secondo me. Facciamo il percorso facile però ragazzi, perché vorrei completarlo e il cubo è un po' rincoglionito, lo sapete. Outrun 2, tanta roba. E poi vediamo il primo gioco per 360 ragazzi. Nostalgia, portami via. Continua a superare quelle macchine. Più supero le macchine, più lei mi dai cuori, più qualcos'altro posso ricevere a fine giornata. Ed è quello l'obiettivo. La la la. Occhio. Derapone. No, su una P. No, vabbè, dai, non posso partire così, dai. Non posso partire così, è vergognoso, dai. Scusate, raga, piccolo vaneggio, ma dai, non posso sbagliare neanche alla prima curva, dai. Sorry. Go. Para. Continua a superare quelle macchine. Ma perché perdo la... Ah, sono peggio che di prima. Ed è la bionda che mi distrae, ragazzi. No, malissimo, da AAA a B. Signori, il cume è soggiogato dalla bellezza della gnoccolona. Ok, mi riscatto qua. Well, so now is the last thing to give. Questa è la colonna sonora. Checkpoint. 8. Continua a superare quelle macchine. No. Ma perché devo sbagliare così? Quanto l'ho bruciato in sala giochi questo, raga. 8. Guarda che devo sbagliare come un pirla, ma perché? Io. Che fastidio. Errori su errori. Ci riscattiamo parzialmente, ma stiamo rischiando, stiamo sbagliando tanto, raga, Se non riusciamo neanche a fare il percorso più facile, veramente, so cazzi. Castle War. Checkpoint. Non c'è richiesta speciale, no, forse no sul faccio, non mi ricordo. Outrun è il gioco, ancora. Niente, sempre della parte, no? Perché forse è il percorso semplice. No. Sempre della parte vuole. La biondina sexy.
Dai che vorrei chiudere la... Dai no. Richiesta speciale. Ma sto finendo. Mamma mia che disastro. Signori, il cume è finito. La andiamo a vedere i mondiali con questo era Outrun 2, gioco che vabbè, ha distrutto le sale giochi, ha distrutto le nostre tasche, ha distrutto un po' tutto. Gioco che consiglio assolutamente. È un gioco arcade ma iconico e meraviglioso con le Ferrari poi. Raga, abbiamo 8 minuti di autonomia, sono proprio preso con le mine, sono anche la batteria scarica, cioè veramente, sono i video come indiani questi, quelli così, quelli fatti alla cazzo, quelli più belli. EA Sports, the game. C'ho questo rispetto al gioco del 2006, cioè del 2006 per PlayStation 2, la grafica è decisamente diversa. Dai, quanto ho? 7 minuti. E questo è il mio primo gioco per 360. Abbiamo qualcosa salvato? Sì. Ok, vai. Italy versus Ghana. Kick off. Vai, vai, vai. Andiamo a dominare la scena. Adesso vedo adesso mi viene da ridere, però all'epoca rispetto alla PS2 c'era una differenza grafica importante, ma ovviamente c'era anche abbastanza scontato, c'erano delle differenze di console non da poco. Sì, qua non mi copyright anche. Non so, speriamo bene, sto parlando ma di sopra, vediamo se non ci dà problemi. Molto, ma siamo a 7 minuti di autonomia. 7 fottutissimi minuti. Ok, questo stile FIFA 98 e a World Cup 98. Vai che andiamo. Vai. Mamma mia. Ma dov'è il fallo? Ma dai. Cominciamo subito a rubare, cominciamo. Allora, Pirlo, Zambrottino, vai Zambro, e Zambro si invola verso l'Eternity Glory, per Totti, per Pupotto, per Alberto Ghilardino, vai Ghila, Toni, dai però, il gioco è ancora godibilissimo comunque, ormai raga il cume è proprio nei retro, cioè ragazzi ho preso Hogwarts Legacy, lo sto giocando. Per PC l'ho preso, ho fatto la cagata, ottimizzato per il momento, la cioccolata, insomma il PC è iper performante, soprattutto rispetto ai requisiti che erano alti, ma il super a cannoni in 4K ragazzi, il gioco fa fatica. Cioè più che altro è ottimizzato male, shootering, robe. Alberto Ghilardino. Attenzione che il Ghana sulla carta era un avversario difficile all'epoca, attenzione Gigi. E Gigi c'è. Oh, ma proprio veramente mi rendo conto che in questi video qua che sto facendo dei gameplay, sono troppo occupato a pensare alla parte diciamo non so cosa, ma Gattusino faccio cagare. Attenzione per Toni, Lucchetta, chiudiamo il video con un gol. Lucchetta Toni, the best player in the world. Luca Toni, pepperoni, pizza e macaroni. Luca Toni. E questo raga è il mio primo gioco per Xbox 360 in inglese, che è di madrelingua ragazzi. Abbiamo gli ultimi 5 minuti di autonomia, sfruttiamoli per dimostrare ancora di più cos'è il cume su questo gioco. Togi, Francesco Togi. No, attenzione il camo. Buffon, ha tutto il diritto di compiacersi Buffon. APA. Niente, oh guarda che la porta ce l'avete di là, Oi?
Attenzione, il Ghana sembra il Barcellona del tiki-taka. Ma dai, chiudiamo questa punizione che sarà l'1-1, me lo sento. Lo percepisco nell'area il gol di Appia. Oh. Mamma mia, Gigi c'è. Raga, ci salutiamo. Un saluto al comandante veneziano. Abbiamo visto l'Xbox Classic e l'Xbox 360. Voglio chiudere con la palla al culo però, Raga, un saluto dal comandante veneziano. Ciao!